Tales from New York è la storia vera di un giovane ragazzo di 24 anni, Alfredo Viscardi, che nel 1909 decide di lasciare Napoli, decide di lasciare il suo lavoro da ingegnere al risanamento per tentare la carriera artistica da pittore a New York. Tales from New York infatti si chiama Lettere di un artista napoletano 1909-1910 proprio per raccontare il momento in cui questo ragazzo così coraggiosamente decide di andarsene nel nuovo mondo e decide di raccontare la sua esperienza al suo cugino e finanziatore del viaggio Egildo, che infatti riceve le sue lettere a Napoli. È una storia vera, infatti, una storia epistolare, ed è una storia che racconta sia l'uomo Alfredo Viscardi alle prese con dei tentativi sia tragici che comici con la vita di tutti i giorni e una città nuova da conoscere, sia la documentazione, la storia di una New York tra 1909 e 1910 e soprattutto del funzionamento del suo mercato dell'arte in quel tempo. Possiamo parlare di un Fu Alfredo Viscardi napoletano, un personaggio apparentemente strano per le sue scelte, la sua fuga a New York, l'abbandono di un'attività sicura nella sua città natale, la scoperta dell'avventura, del disagio, della lontananza, coraggio e anche forse un fondo di eroismo in questo atteggiamento che poi in sostanza è ricerca di libertà ed è ricerca di una possibile anche felicità. Interferenze è il titolo del racconto con cui ho collaborato al progetto di Tales from New York. Attraverso questo racconto ho immaginato di creare un contatto esoterico tra le due anime, l'anima del personaggio realmente esistito Alfredo Viscardi, di cui alle epistole di Tales from New York, e l'anima invece di un personaggio immaginario, Gennaro. Tales from New York nasce come raccolta di lettere che ha custodito la famiglia di Viscardi fino alla sua ultima discendente, che le ha rese pubbliche proprio per permettere la realizzazione di questo libro. La famiglia ha sempre custodito un ricordo di Alfredo Viscardi, ricordo che però al domani del 1910, con la sua scomparsa e l'interruzione brusca delle lettere, si spegne, per poi ritornare nel 1944 in una seduta spiritica sotto i bombardamenti nella cappella San Severo, dove la tradizione familiare vuole che si fosse manifestato durante la seduta un ente dichiarando di essere l'ingegnere Alfredo Viscardi. Da qui la ricerca della famiglia di queste lettere, che sono state però custodite ma non divulgate fino al momento in cui sono diventate Tales from New York. Sono lettere interessanti che aggiungono sicuramente un tassello importante a una sorta di letteratura italo-americana. Sono lettere importanti soprattutto perché il nostro autore è fondamentalmente un pittore, quindi il suo modo di raccontare è assolutamente diverso da quello di un letterato puro. C'è una estrema puntualizzazione di tantissimi aspetti, di luoghi, di traslochi, e soprattutto c'è il disagio esistenziale di identificarsi in una realtà che è completamente diversa da quella che il nostro Viscardi aveva lasciato qui a Napoli, nella sua città. Certo, lì ritroverà anche altri italiani che gli creeranno una serie di problemi. Certo, lì avrà anche tante difficoltà ad apprendere questa nuova lingua per lui, ma è la rappresentazione di questa realtà, di questa diversa civiltà che colpisce nelle sue lettere, in questo suo racconto libero, ma devo dire forse felicemente disperato per questa difficoltà di ritrovarsi e soprattutto di riconquistare una sua identità. Ecco, Gian Pasquale Greco ha avuto sicuramente il merito, affiancato da Eric Mutarelli,
di ridarci una pagina importante della nostra storia e anche di quella sindrome di scomparizione che secondo me caratterizza anche non solo molta letteratura ma anche molta storia del nostro Mezzogiorno. La voglia di scomparire per inventarsi un'altra storia, un'altra vita e anche la difficoltà di poter raggiungere forse questi obiettivi.